Molto pronto Paolo Galbiati, direi chiave le parole, i colpi che si aspetta di ricevere da Milano, che inevitabilmente, come hai detto prima, coach, partirà credo all'arrembaggio. Eh sì, credo che ci sia questa consapevolezza da parte di Trento, ma da parte di tutti questa sera, e proprio per questo Trento, per avere chance, deve cercare di rimanere lì per mettere un tarlo nella testa di Milano. Andiamo a sentire se questo tarlo c'è nella testa di Ettore Messina. Coach, sarebbe sbagliato e ingiusto dire che tutto quello che si è visto in gara 1 sarebbe da buttare. Le chiedo però questa sera in gara 2 che cosa vuole vedere subito da parte dei suoi giocatori e quali sono gli errori, soprattutto da non ripetere questa sera. Penso che siamo tutti concordi nel dire che la nostra difesa è stata obiettivamente molto scadente. C'è stata poca, prontezza nell'aiutarsi uno con l'altro e questo non possiamo permetterci. Abbiamo fatto un cattivo uso dei falli per fermare la loro transizione, nel senso che non li abbiamo fatti. Abbiamo subito penetrazioni senza appunto aiutarsi e permettendo o una conclusione da sotto. Contro squadre che tirano bene da 3, se gli dai anche dei tiri da sotto o qualche rimbalzo d'attacco, dopo hai un buco sul tiro da 3 e un buco sul tiro da 2, diventa un problema. Per assurdo è meglio provare a fare in modo di lasciargli solo conclusioni perimetrali piuttosto che dargli la combinazione di area e tiro da 3. Dobbiamo avere lo sappiamo benissimo, purtroppo è un tema che ci portiamo avanti da sempre, dobbiamo avere un atteggiamento molto più risoluto e molto più deciso. Beh, direi una sintesi perfetta di quanto hai detto sostanzialmente. Adesso non voglio dire che tutti gli allenatori dicono le stesse cose, però in situazioni di stress di questo genere sono, come dire, delle basi che è andata a toccare anche Ettore Messina. No, ha spiegato perfettamente quello che vuole dai suoi giocatori e da lì sicuramente partiranno stasera, vedremo un'area molto più piena, non vedremo quella possibilità di andare al ferro che Trento ha avuto, soprattutto quelle transizioni. Ci sarà sicuramente un'applicazione feroce da questo punto di vista che è richiesta ai giocatori di Milano. Il quintetto Napier, Shields, Tonut, Melli e Mirotic. Per quanto riguarda l'Olimpia, in arrivo anche i primi 5 per Paolo Galbiati, che non cambia naturalmente. Adesso verrebbe facile dire, visto il risultato, la realtà è che sono i soliti 5. Vorrai con Matt Mooney insieme a Kamar Baldwin, Alviti e Paul Biliga, uno degli ex di giornata. Dalla panchina Derek Cook Jr., che come vi dicevo prima ha giocato una partita fantastica in gara 1 2 giorni fa, 10 su 11 dal campo, 21 punti, 8 rimbalzi, semplicemente la sua miglior prova quando gioca con la maglia bianconera. Tutto pronto, si alza il pallone, primo possesso di gara 2 per l'Olimpia, palla nelle mani di Napier, fischiamo Beniamino Attard, Alessandro Perciavalle e Gianluca Capotorto. Il primo possesso con Milano che lavora per mandare in post basso Mirotic, che adesso la prende contro Alviti, che fa un buon lavoro, c'è contatto ma non arriva il fischio. Parte allora Trento in transizione, Alviti contro Melli, testa alta Forrai nell'angolo opposto Baldwin, finta di andare sul blocco Alviti, aggressivo Shields, retromancia di Forrai che poi attacca di mano sinistra, arriva la deviazione di Shields, si parte con 2 attacchi e soprattutto 2 difese molto pronte. Melli vede l'area vuota e si prende la stoppata irregolare di Biliga. 2-0 Olimpia. Beh sì, abbiamo visto un Milano che non ha accettato il cambio di Mirotic anche sull'ultimo pick and roll, ma la forza di Shields di passare sopra, perché su gara 1 molti cambi di Mirotic sono stati volutamente creati e attesi da Trento per poi attaccarlo con gli esterni, ma direi che da questi primi possessi ci siano dei segnali chiari della difesa di Milano. Beh, Shabazz Napier che entra letteralmente non nel cilindro, nella canotta di Mooney, gli porta via la palla, alla fine lo costringe a perderla con una pressione asfissiante. E se Napier è il primo, come dire, a dare l'esempio, il primo che mette pressione, già si parte col piede giusto. E hai detto bene, perché diciamo il meno difensivo forse tra gli esterni di Milano parte così, e poi il capitano che anche lui vuol dare subito un segnale e segna i primi 4 punti.
4-0, Baldwin a giocare il primo possesso con la palla in mano contro Tonut, come nell'ultimo 1 contro 1. Ancora una gran difesa di Tonut, che poi deve affidarsi a Biliga, e siamo già in emergenza, 5 secondi. Biliga dovrà inventare giro e tiro clamoroso, traversa infatti, la palla esce. Beh, aspettava questo del resto la Dolomiti Energia, una Milano assetata di vendetta. Sì, addirittura per contestare un tiro già difficile aveva 4 mani adesso Biliga che saltavano contro di lui. Trento deve essere molto brava adesso ad allargare il campo, a resistere, a far vedere magari qualche contatto, perché Milano ha iniziato come se fosse una Final Four di Eurolega questa partita. Del resto l'esigenza di vincere questa partita non è neanche da citare, diciamo così. Qui Alviti ancora una volta messo dentro dall'attacco dell'Olimpia nel tentativo di raggiungere Mirotic. Si arrangia Alviti ma spende il primo fallo. Lì c'è un mismatch non evidente di più, perché Alviti si sacrifica a fare il 4 e non si accontenta Milano di darla solo in post basso, ma adesso lo voleva servire proprio dentro l'area e lì è dura. E adesso Melli a prendere posizione fisicamente contro Alviti, lo sposta, riceve vicino al ferro, 6 di Melli. Sì, e Milano che legge tutti i vantaggi, Trento che deve riuscire a trovare un po' di ossigeno sfruttando il fatto che sono 4 piccoli, deve riuscire ad avere un po' di mobilità per allargare il campo, perché se la palla si ferma sui due lati del campo Milano ti stritola. Napier guarda Mirotic, body check duro e falloso di Toto Forrai. Secondo gli arbitri Trento giustamente prova a mettersi a livello di questa partita, la cui richiesta fisica è senz'altro, come dire, molto alta. Sì, però è bravo Forrai da capitano a dare un segnale anche ai suoi compagni di dire dobbiamo metterci il corpo anche noi subito, anche se abbiamo meno stazza e meno chili, ma mentalmente ci siamo. Alviti per Baldwin, arriva il blocco di Biliga, il 44 gestisce di mano destra, cerca la palla dentro per Biliga, arriva Mooney, tiro comodo ma storto, a rimbalzo c'è Tonut che parte con la palla in mano e vorrà provare ad attaccare subito col pick and roll con Alviti, messo dentro naturalmente per andare da Mirotic. Questa volta Milano va dall'altra parte, Napier per Melli, deciso ancora, 8 per Melli, 2 per Trento. Direi che appunto con l'idea di giocatori di squadra che volevano dare un segnale oltre che vincere, il leader di questa squadra, di questo spogliatoio, ha iniziato nella maniera migliore. E Mooney però è giocatore di carattere, dopo un tiro stortissimo, forse anche sorprendente per lui, per le sue abitudini, mette la prima tripla, 8-5. Melli che viene da una gara 1 ovviamente non brillante, 3 su 10 dal campo, 7 rimbalzi per lui, di fatto ha già pareggiato il conto. Qui invece Tonut, altra buona notizia per Milano. Sì, però Trento adesso ha preso 2 buoni tiri, uno sbagliato, uno messo, una tripla, sta cambiando lato all'attacco, per cui anche Trento in questo momento sta reagendo. E Mooney trova Alviti che senza pietà si alza con la tripla, 10-8. Adesso il primo test per Milano, che naturalmente deve resistere mentalmente al discorso di siamo partiti forte e ancora sono qua questi, perché diventa quella la trappola, no? Assolutamente sì, infatti ti stavo dicendo dei buoni tiri presi da Trento, sono stati 3 buoni tiri da 3 punti che sono nelle caratteristiche del sistema di gioco di Trento, ed è chiaro che se Milano vuole intasare l'area e Trento deve riuscire ad avere questa fluidità e ad avere anche delle percentuali importanti da 3 punti per rimanere in partita. Lo sta facendo con la faccia giusta. Baldwin ottiene il cambio, Melli su di lui, mano sinistra, torna in mezzo, numero di Baldwin che non è in fiducia ovviamente, di più, 10 pari. Gran canestro, mano destra, ma soprattutto attaccando Melli, che non è mai un cliente, diciamo, il cliente migliore che vorresti avere su un cambio. Napier va a innescare proprio Melli, un attimo di indecisione, Biliga non salta, 12-10, continua la fantastica partita offensiva di Niccolò Melli, che è di fatto già in doppia cifra con 5 su 5 dal campo in 5 minuti. Alviti è contro Mirotic, dà una brutta palla a Forrai che però subisce un colpo da Tonut, falloso per gli arbitri.
Sì, un cambio di lato importante di Trento, poi Alviti non ha avuto lo spazio stavolta perché Milano ha recuperato molto bene per impedire il tiro da 3 punti e poi dopo comunque nella circolazione c'è stato il fallo. Trento la deve muovere questa palla, lo sa, credo che siano mentalmente preparati a farlo, è chiaro, poi riuscire a farlo per 40 minuti è una cosa che... insomma, noi la diciamo noi, ma poi farla in campo non se la sente. Sì, contro una difesa di Eurolega oltretutto, e in più estremamente arrabbiata, aggiungerei. Però non c'è da sottovalutare la leggerezza naturalmente degli uomini di Paolo Galbiati. Qui Baldwin vede la sua tripla girare sul ferro e uscire, Flaccadori attacca subito, bel palleggio, arresto e tiro con decisione, dentro e fuori, arriva Melli che non si ferma più, 12. Sì, non riescono proprio a mettere un corpo per fermare Melli, però Trento è lì, sì. la muove benissimo, allarga il campo, bravi, è una bellissima partita anche stasera. Hanno preso i colpi i primi 3 minuti e non sembrano davvero alzare un sopracciglio mentre arrivano i primi cambi. Dalton Holmes e Derek Cook, il grande protagonista di gara 1. Sì, anche Milano continua con le rotazioni per tenere alto il livello di pressione, di fisicità degli esterni. Ci sono già Flaccadori e Hall adesso, e adesso Shields anche che comincia a voler ricevere palla. E direi fa la cosa giusta, alimenta Nikola Mirotic che entra in questa partita con una presa di posizione vincente contro Forrai, 16-12 per le A7, palleggia Baldwin, contatti Melli, Cook e anche un po' di parole che arrivano tra i due lunghi, pizzico di nervosismo che ci sta anche alla fine nei playoff. Fisicità che aumenta, playoff, ognuno vuole segnare il suo territorio, tutto assolutamente dentro lo spirito del gioco. Cambio di 6 minuti produttivi di Melli, direi, no? direi nulla da dire. Un canestro al minuto, 12 punti sui 16 della sua squadra. Baldwin dopo il fallo, c'è un backdoor di Cook e poi la pressione di Flaccadori che non riesce a frenare l'impeto e spende un fallo sul neoentrato Prentice Hub. Sì, ma direi che ci sta, devi essere in questo tipo di pressione di difesa al limite del fallo, è il terzo fallo di squadra, giochi con questo tipo di idea di qui. Una distrazione per il poco di Mirotic, ne ha avute un paio anche la partita scorsa e credo che la partita scorsa è già stato richiamato un paio di volte dal suo allenatore, credo che stavolta insomma probabilmente si prenderà un giro di riposo vedendo Voigtman sul cubo del cambio. Il problema per Milano è che Trento in 4 secondi è dall'altra parte con Prentice Hub a depositare il canestro del 18-16. Voigtman attende l'ingresso. Bravissimi, questo è proprio un segnale di presenza mentale di Trento, il segnare anche da canestro subito in pochi secondi vuol dire che lavori proprio di squadra. E adesso c'è Mirotic che stava trovando i suoi vantaggi dal punto di vista offensivo, ma il segnale di Milano è chiaro, oggi ha bisogno di gente che difende anche duramente e vuole togliere target visibili all'attacco di Trento, per cui Mirotic, che ha speso un fallo e che ha avuto una distrazione, adesso si riposa. Secondo fallo di Kamar Baldwin, non una bella notizia, Galbiati lo toglie subito, 3,5 da giocare nel primo quarto, più 2 Olimpia e Hall che attacca dopo il primo canestro in avvicinamento, arresto e tiro, rimbalzo di Forrai, corre subito Hub dalla parte opposta, arriva a rimorchio Homels che va col consegnato, Hub contro Hall, la palla si muove nell'attacco di Trento, ancora Hub, ecco la tripla, tutto molto rapido, il tiro esce, ma anche questa situazione è, diciamo, il modo di attaccare ideale, perché non permette a Milano di arrivare a mettere le mani addosso, perché poi siamo sempre lì, la pallacanestro alla fine si gioca su questo campo, le dimensioni sono quelle, che Milano e i suoi giocatori siano più grossi di quelli di Trento mi sembra la palissiana. No, ma hai detto tutto giusto, è vero che come abbiamo detto più volte, ma lo ripeteremo credo a lungo, poi Trento quei tiri li deve mettere, se vuol, sono tiri ben presi, sono tiri giusti,
la percentuale che avrà su quelle situazioni determinerà la capacità di rimanere in partita oppure no. C'è anche Kyle Hines per la prima volta in campo in questa gara 2 e il super veterano dell'Olimpia mette il primo libero, 19-16, primi 7 minuti di una partita che sta proseguendo quasi rispetto a quanto successo 48 ore fa. Hub e Ellis battono la pressione, alla fine arriva un finto raddoppio, Shields torna su Mooney. Vediamo anche i primi minuti di Quinn Ellis che in gara 1 è stato molto tranquillo, è stato fuori a lungo per un problema fisico e adesso eccolo qua con il taglio senza palla e arriva l'assist di Mooney. Sì, un bel canestro perché con i cambi di nuovo è uscito Melli, ma è entrato Hines che è un altro capace di murare un esterno sulla difesa di cambi, così ha fatto, ma poi bene continuare a muoversi di squadra ai tagli che hanno trovato un altro canestro facile per Trento. 22-18, punteggio abbastanza alto, Mooney ancora dentro, Cook, rotazione, alla fine è Shields molto sveglio a far saltare la palla dalle mani del lungo di Trento e poi vede Hall e lo serve, stavolta è Milano a non far schierare la difesa trentina. Eh sì, l'altra chiave per Trento in trasferta è non avere palle perse, perché sono 2 punti immediati dall'altra parte. Se arriva al ferro come adesso meglio provare a fare un tiro e lasciare il tuo lungo a rimbalzo d'attacco che rischiare una persa che poi va a finire così. Hub ancora a giocare il pick and roll contro Hines, prova a rubargli il tempo, mamma mia che canestro di Prentice Hub. Gran canestro come hai detto te, evitando l'aiuto di un professore degli aiuti. E poi Shields per terra, Flaccadori, non si deconcentra Shavon Shields che mette la tripla, massimo vantaggio Olimpia, 27-20. Hub per Mooney, continua il moto perpetuo dell'attacco della Dolomiti Energia, Mooney scarica fuori, Holmes non se la sente, trova Ellis che ributta nelle mani di Hub e adesso a 6 secondi dovrà inventare il numero 3 Mancino che parte, cambia Voigtman con lui, Hub alza la parabola, tiro complicato naturalmente, Shields per Voigtman che va da Hines che lo manda in post contro Ellis. Ecco la palla che arriva, ruota Hub, Voigtman un pizzico di indecisione e poi il bersaglio giusto che è Shavon Shields. Time out per Paolo Galbiati, 30-20 Milano. Eh sì, Milano 32 punti nel primo quarto, 48 ore fa e sono già a 30 prima della fine dei primi 10 minuti. Oggi segna in tutti i modi, andando a leggere mismatch e poi dopo provocando aiuti, ribaltandola, insomma Milano ha veramente un potenziale infinito e Trento ha grossi problemi di accoppiamento, quindi per Trento la chiave di nuovo è non accettare di prendere magari quel tiro allo scadere, ma sei riuscito a provocare un cambio con Voigtman forse devi riuscire a arrivarci qualche secondo prima per batterlo, per andare al ferro, non avere palle perse, però è veramente dura contro questa Milano. Sì, anche perché sono tutti dettagli sostanzialmente in ogni singola azione dove il margine di errore dell'attacco di Trento è praticamente azzerato, quindi questo per rendere ancora più chiare le cose di quanto sono stati bravi a farlo per 40 minuti 48 ore fa. Adesso però diciamo gli avversari si sono svegliati sotto 1-0, oggi l'attenzione è proprio differente, io arriverei a dire a livello proprio di sguardi, vero che l'ho vista da casa, questo è, però no, confermo che ero qui anche 48 ore fa, abbiamo visto i primi recuperi, il fuoco che ha avuto anche diciamo un giocatore che è più normalmente lento ad entrare nel fuoco della partita come poteva essere Napier, ma abbiamo visto all'inizio questo tipo di Melli che parte, fa quello che ha fatto e cioè 6 canestri su 6 tentativi, 12 punti per aprire la partita che naturalmente è ancora molto lunga, 46 secondi e 9 decimi di primo quarto. Intanto importante per Trento che presumibilmente potrebbe avere 2 possessi, stavo per dire, e invece no, rubata di Napier e tripla di Flaccadori. E stavamo dicendo degli occhi anche di Napier che non sempre li vedi fare queste cose quando sei già più 10 nel primo quarto, direi che
questo è il segnale più chiaro, l'abbiamo detto, siamo stati buoni profeti in questo 3 secondi prima, ma veramente stando qui a 2 metri da loro è una cosa che percepisci. Ellis deve forzare ancora lo scadere contro Fotman, non trova il bersaglio, Napier giustamente cammina, ultimo possesso, Ettore Messina a dettagliare la chiamata richiesta e a mandare via, a spostare i suoi giocatori. Napier parte, va in fondo, sotto mano, 35-20, parzialone Olimpia proprio sullo scadere del primo quarto. Non sono bastati 32 punti nel primo quarto di gara 1 e allora, visto il risultato finale, Milano decide di metterne addirittura 35 con 15 su 18 dal campo in un favoloso primo parziale. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo live all'Unipol Forum di Assago. Il recap di 10 minuti di pallacanestro, il primo quarto di gara 2 dei quarti di finale di playoff. LBA Unipol 6 a 7, Emporio Armani a 35. Super primo quarto nella squadra di Ettore Messina, che veramente ha iniziato, diciamo, questa gara 2 mettendo in chiaro le cose. Trento ha provato a resistere e c'è riuscita in realtà fino al settimo minuto, poi sfuriata finale l'ingresso di Shields, un paio di triple, un paio di palle perse anche per la Dolomiti Energia e alla fine siamo qui sul più 15. Adesso ci sono 30 minuti e andiamo un po' a vedere cosa accade. Eh sì, ma hai detto bene, l'Olimpia ai limiti della perfezione sui 2 lati del campo. Trento che ha provato a fare il suo gioco e l'ha fatto bene per 7 minuti e mezzo, poi perdi il filo un attimo, 2 o 3 forzature, una persa, e invece che essere a contatto con 5-6 punti di margine sei sotto di 15. Sì. Quindi test non soltanto per Milano, per la continuità nel rendere questa partita da qui alla fine magari non pericolosa, e anche un test per vedere quanta energia ha Trento anche a livello, soprattutto a livello mentale, visto che tra 3 giorni c'è gara 3 già schedulata naturalmente al Palatrento, dove si giocherà anche gara 4 domenica. Quindi le 2 gare casalinghe, la Dolomiti Energia intanto se le è messe lì. Holmes si guadagna 2 liberi e li manda a bersaglio per i primi 2 punti del secondo quarto, e poi anche un po' di difesa allungata con Hub che resta in zona, Napier che si affida a Hall, taglio di Heinz, stoppatona da dietro di Dalton Holmes. Sì, un buon segnale questo, perché stava per uscire un altro canestro facile dell'Olimpia, ma vediamo se Trento, come ha fatto in gara 1, aumenterà un po' la fisicità nel secondo quarto, comincerà a mettere più corpo giocando al limite, non preoccupandosi dei falli, di un roster più corto, ma è l'unico modo per provare a resistere. E credo che come idea sia quella. E poi naturalmente si chiama pallacanestro, se gli avversari mettono la palla nel canestro ogni volta che tirano, specialmente da 3, diventa dura. 38-22, anche Devonola bersaglio. Holmes che trova Hub che risale dall'angolo e aspetta Biliga per il blocco, ancora la palla che si muove da Evai con
Baldwin, ancora Fodman molto bene qui a togliere spazio al mancino che alza un pallone che Hall legge, va a prendersi Napier, subito attaccare, area vuota, sotto mano, 40-22. E poi Napier che va a mordere contro Baldwin chiudendolo vicino alla linea di metà campo, addirittura in fondo, e poi arriva l'intervento di Fodman che mi sembra anche un eccellente intervento perché la palla non era a contatto col ferro, anche se gli arbitri adesso penso ne parleranno. Sì, ma al di là di questo e al di là del fatto che Baldwin è riuscito a uscire, sì, il canestro buono, qualche protesta credo che ci possa stare, il canestro buono, direi al di là di Baldwin che è riuscito a uscire non so come da questa trappola, però credo che Ettore Messina sia contento dell'approccio e anche se ha subito un canestro, sì, di come i suoi giocatori sono andati a aiutarsi reciprocamente, a far saltare tutto l'attacco di Trento. Poi Baldwin ha trovato una via di fuga, ma insomma giocare così ha fatto un numero e non puoi giocare tutta la partita facendo numeri, ma canestro convalidato, gli arbitri che si sono consultati rapidamente, la palla era all'interno del ferro e dunque non era possibile per Fodman fare il classico intervento per spazzare via una situazione di questo genere. A fischio arrivato per Baldwin che dunque può concretizzare il gioco da 3 punti, come in effetti fa, riportando Trento a -15. Sì, un po' di ossigeno importante per Trento, rimane distante, ma riuscire a trovare qualche soluzione nel momento di massima pressione di Milano, che vorrebbe sicuramente, non dico chiuderla in secondo quarto, ma insomma nel momento in cui a gara 1 si è un po' fermata, adesso Milano vuole di nuovo accelerare nel secondo quarto, e questa è l'idea, e Trento deve cercare di resistere. È ancora più difficile per la squadra di Galbiati. Qui ha preso posizione Melli, si è arrangiato Homes, fischio degli arbitri per il fallo contro l'ex Baskonia che adesso ha accoppiato con Fodman. A proposito di ex Baskonia, Napier con Hub che lo insegue, Napier mi sembra con la faccia delle grandi occasioni, resta il tiro corto, rimbalzo di Ellis, vola l'inglese, lo affronta Fodman che lo rallenta, Nini rincorsa e poi lascia lì il pallone. Ottimo Biliga che si spazia con uno dei suoi tiretti per il -13. Questo Trento lo deve fare, ma se riesce a prendere un rimbalzo, e quindi se non deve ogni volta fare rimessa perché subisce un canestro, può andare in transizione, allora un cattivo accoppiamento, Voigtman contro una guardia, ma se Milano ha questa fluidità e queste percentuali, poi schiera la sua difesa e diventa durissimo, perché ogni volta deve scavalcare un muro Trento. E Devon Hall con 9 punti dal suo ingresso in campo, sta giocando anche lui in 6 minuti, una super gara 2, mentre qui Flaccadori lotta con Bilega, alla fine il fallo è suo, il secondo per Flaccadori che adesso credo tornerà in panchina col rientro di Tonut. Sì, ma rientra un altro che è pronto a mettere pressione, stanno facendo staffette Milano per tenere una pressione pazzesca su ogni palleggio, su ogni passaggio, su ogni presa di posizione di Trento. Ellis da 3 lungo, rimbalzo su cui arriva Homes, altro guizzo e poi scarico, Biliga ancora il jumper dalla media distanza, è storto il rimbalzo di Melli e Milano che può riattaccare con Napier nel duello con Ellis che prova a spendere un fallo, arriva Biliga su Napier che si è un attimo deconcentrato e Biliga stoppa in una maniera clamorosa. Sì, gran gesto di Biliga, sembrava ormai andato e anche Napier probabilmente non ha sentito nessun corpo vicino, è l'unico momento che pensava di aver finito il lavoro, ma bella questa cosa di Biliga, perché deve dare ogni giocata che i singoli di Trento fanno di energia, dà fiducia, un po' di fiducia anche ai compagni. Il blitz di Hall, si rischia qualcosa con i 5 secondi, alla fine la palla va in campo, Tonut osserva il movimento di Fodman che a sua volta va da Melli, c'è il raddoppio perché Mooney può far poco, il problema è che Melli va sul fondo e va a segnare. Nicolò Melli in missione, 7 su 7, 14 punti in 7 minuti sul parquet. Al Viti, da Biliga si muove Mooney,
e poi si ferma sulla difesa di Tonut, riscarica fuori, altro duello al Viti Melli, cambia Fotman, tutto difficile, Biliga la prende e c'è ancora Melli, tiro impossibile letteralmente. Sì. E alla fine Milano può ripartire e attacca subito con Hall ancora, che alza per Fotman, che raccoglie e segna. Time out Trento. Bravissima Milano, perché se può correre corre e lo fa con grande aggressività. È una partita che sta giocando in apnea, senza respiro, sì, sui due lati del campo, perché nessuno dei giocatori di Milano si sta prendendo un secondo di pausa. È difficilissimo per Trento. Devo dire poi che Milano sta andando ad attaccare gli evidenti mismatch che ci sono, perché Trento manca di centimetri di taglia, no? Per contrastare, come in questo caso stiamo vedendo Melli, ma Milano anche rispetto a gara 1 dove serviva i mismatch in maniera un po' più statica, andando a giocare il vantaggio, rapidissimo, adesso molto di tagli attaccano, e quindi questi giocatori che hanno il vantaggio ricevono il movimento e dentro l'area, quindi non possono esserci aiuti, con spaziatura e timing perfetti, per cui molto molto bravi. E qui vedete Melli che legge la situazione, dopo un palleggio si accorge che il centro è occupato dal Viti e allora torna sulla linea di fondo. Qui invece è Biliga che veramente rifiuta di lasciare andare a segnare l'ennesimo layup a Shabazz Napier, che sta giocando una gran partita al netto dei 4 punti. Dal tabellino uno guarda la partita di Napier e dice: beh, 4 punti, 3 assist. In realtà è stato sicuramente più impressionante quello che abbiamo evidenziato, che poi in effetti è dato, e cioè il fatto che è il primo a mordere dietro. Se lui mette pressione sui 28 metri, e beh, l'esempio, voglio dire, l'immagine vale più di 1000 parole, no? No, ma sei tu uno dei tuoi giocatori più importanti, uno dei più talentuosi e poi il tuo playmaker, perché si sa che il playmaker cioè, dire, poi parte da lì, quindi questo sicuramente. Adesso è interessante vedere Trento che è sotto di quasi un ventello, perché Trento sa adesso che anche questa partita, le prossime 2 in casa, troverà questo tipo di approccio di Milano, e adesso Trento, secondo me, senza anche guardare il tabellone, ma con la grande faccia tosta, sicuramente deve provare a superare questo muro e questa difesa, abituandosi a questo, perché ancora in vista delle prossime c'è tutto, certo, anche in vista di questo, cioè ogni possesso è importante in questa serie, perché ti dà fiducia o la dà agli altri se finisci nella tonnara e perdi i palloni. Tutti in piedi ad applaudire in panchina lo sforzo di Stefano Tonut, che non riesce a raccogliere poi quella palla. Un altro recupero propiziato dalle mani rapide ancora di Napier, che è andato a raddoppiare con un blitz. Però quello che diceva Ettore Messina nel prepartita, no? Tante mani, tanti corpi dentro l'area di Milano, e viene fuori un recupero, un contropiede. Con Trento che ha bisogno di ritrovare fluidità in attacco, ha bisogno magari anche di trovare un paio di canestri da lontano, visto che la percentuale da 3 punti è ferma al 2 su 8. È un dato sicuramente non sufficiente. 9 su 12 da 2, proprio a confermare le parole del prepartita di Ettore Messina, che ha detto piuttosto lasciamoli andare a segnare qualche canestro da 2. Shields va a prendersi un tiro libero diabolico, Comune, che fa tutto il possibile, solo che poi Shields di forza supera anche l'ultimo contatto. Ma poi Shields su questi tipi di isolamenti o il controllo del corpo è un cliente difficilissimo anche per i migliori difensori d'Europa, anche con le squadre di Eurolega, questo tipo di canestri, per cui è merito suo. Dentro anche il libero, massimo vantaggio per Milano, 49-27, con Trento che è ferma a 7 punti in 4 minuti di secondo quarto. Mune, che però è giocatore di orgoglio, prende un fallo e canestro in faccia, va di là e mette la tripla. Sì, l'abbiamo detto più volte, ma è inevitabile, purtroppo difficile da farsi, ma è abbastanza semplice capire che Trento ha bisogno di qualche canestro di seguito da fuori dell'arco per allargare questo campo, e perché altrimenti la difesa di Milano ti porta sempre di più in un imbuto e ti stringe. Tanto Melli, una piccola protesta contenuta con gli arbitri per la quasi palla rubata di Hub. Adesso ancora Shields a attaccare, Mune resta lì, stavolta il tiro è difficile, ma c'è Melli a rimbalzo
non si ferma, 8 su 8, 16. Nulla può Alviti, o spende un fallo e lo caccia fuori, altrimenti il mestiere nel stare vicino al canestro, i chili e i centimetri sono illegali, e lì dovunque c'è un mismatch. Adesso c'è Biliga su Melli, ma Alviti deve fare l'extra lavoro su Mirotic, lì la coperta è non corta ma cortissima, senza contare che anche qui è sempre un mismatch anche con Shields. Sì, che è 2 metri e va a tirare sulla testa di Baldwin, che comunque fa un buon lavoro con 2 falli, e poi trova Hub che, nonostante abbia appena sbagliato, sa che non può rifiutare quel tiro e lo manda a bersaglio. Sembrava quasi una chiamata di time out dietro Messina, si è girato verso il tavolo ma non ha fatto il gesto. No, anche perché poi comunque sono più 18, la sua squadra è viva, sta facendo tutto il possibile. Qui è stata brava Trento anche a rischiare, a forzare, perché ha bisogno, come l'ossigeno, di qualche tiro quando la difesa di Milano non è schierata. Intanto il fallo in attacco sul blocco di Melli, esce Napier, torna Hall per Milano. Per Melli è il secondo fallo e resta in campo, anche perché questi 4,41 potrebbero, magari non lo sono, ma potrebbero anche essere quelli decisivi. Sì, sicuramente, cioè poi Melli è assolutamente in controllo, è un fallo che anche in attacco ci sta, perché giustamente oggi fa ogni cosa con la durezza limite, per far capire su tutti i lati del campo e su ogni situazione di gioco la durezza a cui loro possono arrivare. Forrai a rimbalzo tiene vivo e Biliga dall'altra parte. C'era stato un cambio alla fine, c'era Tonut su Biliga. 2 tiri liberi importanti conquistati da Paul Biliga, che può riavvicinare la Dolomiti Energia. Sì, c'era Tonut su Biliga, ma ancora una volta commovente Forrai, perché cioè, lì decide di andare invece con l'idea proprio di toccarla, non so come, di rimanere là. Capitani veri sui due lati del campo, sulle due squadre. Viene da dire che poi tranquillamente possiamo dire che centimetro per centimetro, quindi al netto di tutto, Tato Forrai probabilmente è uno dei primi 3 rimbalzisti offensivi della Serie A. Assolutamente. Cioè, chiaramente non per i numeri, ma è un fatto di posizione, voglia, desiderio, mentalità, cioè tutto quello che fa, altrimenti insomma, non si spiegherebbe la carriera che ha fatto. E qui invece bel taglio che arriva da parte di Shields, altrettanto buono l'assist di Nikola Mirotic per il canestro del più 19. Si alza Hub, che adesso ha risegnato una tripla e prova a tenere lì Trento. Sì, è un canestro non facile di Trento, bravi, perché sul primo drag, sul primo blocco in transizione abbiamo visto anche Mirotic che era sul lato opposto costruire un muro, star basso sulle gambe, per cui Milano era pronta stavolta, ma è stato un gran canestro di Trento, che riesce a difendere, a limitare l'assalto di Shields, che si appoggia al vetro ma sbaglia. Baldwin accoppiato con Mirotic che mette la mano e devia il pallone resistendo. Sì, questi sono i segnali che sicuramente lo staff di Milano vorrebbe vedere anche da campioni come Mirotic, come Napier, perché questo è veramente il segno che adesso hanno cominciato i playoff, con giocatori che sanno cosa vuol dire e sono adesso assolutamente dentro. Baldwin riceve pressione di Hall, mano sinistra però per Baldwin, che fa in arresto e tiro contro Fotman. A rimbalzo c'è Devon Hall con una pressione di Biliga, qualche segnale positivo per Trento, che rimane ancora lì in attacco. 3:13 da giocare. Sì, ma 2 secondi e 4 per procurarsi un tiro, vediamo. Trento non è facile. Vediamo la difesa di Milano. Shields accoppiato con Forrai, 2 secondi e 4, che è un tempo diciamo complesso, perché in realtà per la difesa dico, perché uno può pensare prendono e tirano, in realtà hanno il tempo anche di fare magari un palleggio. Sì. Vediamo la palla che va in campo e viene raccolta dal Veti, purtroppo per Trento è sotto il ferro con 3 maglie rosse, non riesce a tirare al Viti. Numero di Fotman, extra pass di Tonut e Shields non può esimersi per quella che è la migliorazione della partita. Sì, oggi si cercano, si trovano, sono tutti in fiducia.
niente da dire, bravo a Trento che continua comunque a provarci. Sì, 72% dal campo per Milano, stavo dicendo, ma Baldwin proprio negli Stati Uniti direbbero refuse to lose, qui va dentro come un carro armato, sposta Shields, il fallo è di Shields, canestro e tiro libero. Sì, quello che dicevamo, Trento ormai non deve guardare il punteggio per oggi, per adesso, ma giocare possesso dopo possesso con l'idea della sfida di superare la miglior versione della difesa di Milano, cioè la miglior versione di una squadra di Eurolega che sta facendo rotazioni continue per mantenere questa intensità per 40 minuti e Trento essere nella serie significa accettare la sfida e provare a trovare questi spazi, questi canestri, questa luce per superare questo tipo di pressione. Cambio Napier per Tonut e tiro libero per Baldwin in arrivo. In tutto questo Trento è al 51% dal campo, non è andata in lunetta nel primo quarto, ha tirato 5 liberi, questo è il sesto nel secondo parziale, oltre alla percentuale da 3 punti anche riuscire ad andare in lunetta naturalmente può essere molto importante. Fotman nell'angolo e non si accoppiano con Shields, non mi sembra una grande idea, tripla a segno, 6 su 7 da 3 per l'Olimpia. Sì, cosa puoi dire? 59 punti in una partita di playoff dopo 17 minuti e mezzo, veramente meglio di così. E qui Forrai cerca di mettersi davanti a Shields che però ha troppo vantaggio, arriva il più 21, 2 minuti da giocare, tentativo di spaccare definitivamente la gara da parte dei biancorossi, se la tiene Forrai, blocca Biliga che poi utilizza Baldwin che attacca di nuovo, ancora di forza, stavolta no, mi era sembrato di sentire un fischio, canestro valido. Sì, la fisicità giusta, regge il contatto e va. Baldwin dimostra anche oggi di essere un giocatore vero. Qui palla dentro, Mirotic, trattenuta di Alviti che si deve arrangiare, arriva il fallo, è solo il terzo di squadra, niente liberi, Milano ovviamente resta in attacco, mentre osservavo Ettore Messina che parlava proprio con Mirotic, credo proprio relativamente al modo di andare a servire il montenegrino quando va a prendere posizione. Sì, ma anche adesso ha ricevuto dentro con 2 piedi dentro il pitturato con il difensore dietro, per cui quando è lì non c'è possibilità di aiuti né niente, se riceve da dentro puoi solo spendere un fallo come ha fatto adesso Trento che non era in bonus, ma altrimenti non ci sono altri modi per arginare. Rimessa qui Taivai, Napier con Shields che ricombinano più volte, alla fine se la tiene Shields che guarda Omes, paio di cambi di direzione, poi in fondo Omes prova anche a resistere ma alla fine quello è Shavon Shields. Ma che giocatore! Sì. 6-3-4-2, tra l'altro è partito, come dire, non c'è stato bisogno di lui all'inizio, uno dice magari non entri subito in partita, non trovi fluidità, ti nervosisci, cose del genere. Ha iniziato, ha fatto 2 canestri alla fine del primo quarto e nel secondo è come se stesse giocando dall'inizio, come stesse dominando. Alla fine Melli a 16, Shields è a 21 con 8 su 11 dal campo. Sì, è veramente illegale. 6-3-4-4, qui la partenza, il fallo di Omes che arriva. Trento, cosa c'è da dire? Che con una Milano che però prova a difendere, che è dura, alla fine anche Trento ha segnato i suoi 44 punti infatti fuori casa. Dire, cioè, meno 19 non è neanche male con questa roba. Perché Trento il suo veramente lo sta facendo in attacco, solo che dietro, cioè veramente, cioè Milano ha segnato in tutti i modi, poi sai, a volte costruisci un buon tiro anche aperto da 3 punti ma lo sbagli, invece Milano li sta segnando tutti perché c'è un livello di attenzione, di concentrazione, di cattiveria che è veramente ai massimi e insomma i 63 con la palla ancora in mano dicono tanto. E 50 secondi e Mirotic in campo, destro-sinistro, quasi 66 con la tripla del montenegrino, rimbalzo di Cook che va da Hub, 40 secondi, vediamo se va con un tiro rapido e direi di sì, e Cook mette i primi 2 di gara 2.
No, e giustamente vedo che anche se la partita in questo momento è assolutamente in ghiaccio, però Ettore Messina continua a essere molto molto carico sul pezzo sui suoi giocatori, perché non vuole dare a Trento la sensazione che insomma trovano canestri con facilità, perché poi le prossime due Trento se le giocherà in casa. Beh, Napier intanto con un lavoro circense in palleggio. Del resto il ball handling, come potrete immaginare facilmente, è uno dei migliori, se non il migliore, per quanto riguarda almeno il campionato italiano. Parliamo di podio. E adesso 2 tiri liberi per lui, fallo di Holmes, 17 lunghezze di margine per l'Olimpia. E andiamo per i potenziali 65. Veramente. E poi andiamo a dare anche un'occhiata all'Albodoro, perché non so se è un record per un primo tempo di playoff, però la zona mi sa che è quella lì. Non so, perché sei tu il mago di queste cose. Mi confondi, però comunque sia, capisco che, infatti mica ti chiedevo se era record, voglio dire, mancava anche. Però tante volte non me le ricordo, anche io che comincio a essere anziano. Ma guarda, ti garantisco che non succede nulla. Tanto Shields torna in campo, 13-7, e torna anche Heinz. Deve uscire qualcuno, esatto, esce Mirotic. E vedete anche per l'ultimo possesso un cambio per sistemare a livello difensivo. Heinz si mette su Holmes e la palla ce l'ha Ellis, che ha accoppiato con Shields. Baldwin con Hall. Vediamo la partenza di Ellis, si incrocia con Hub, cambio, Napier ancora, mani rapidissime, l'inglese rischia a cambiargli in faccia, però va in fondo e alla fine il fischio arriva. 2 tiri liberi per Quinn Ellis. Sì, la sensazione è che alla fine sia riuscito insistendo a battere e che poi ci sia stato un contatto. Probabilmente vedranno se il contatto sulla testa, che si tocca tra l'altro Quinn Ellis. Adesso la questione è se ha rilasciato, cioè se il fischio del fallo è arrivato prima dello scadere dei 24, anzi del secondo quarto. A questo punto è arrivato prima, perché nel momento in cui c'era la stop lamp, se non sbaglio, la palla era già in volo, anche secondo me. Allora, il momento del contatto, sì, ampiamente prima dello scadere. Rimarrà qualche decimo all'Olimpia. Vediamo se questo è il momento. 0.4, quindi 4 decimi. Si può inventare qualcosa, ma c'è giusto il tempo per prendere e lanciare la palla verso il ferro. Sì. Però 2 liberi di Ellis, ripeto, io per quanto visto come ha giocato Milano, l'aggressività anche difensiva, non dico che è un saldo ovviamente, perché anche se fa 2 su 2, sì, Trento è sotto di 17, però mi sembra comunque, sarei confortato se fossi un tifoso di Trento. Sì, è chiaro che poi Trento deve trovare un modo, una chiave, perché ha la coperta cortissima su tutti i ruoli per opporsi, però questo è assolutamente vero. Trento ancora oggi ha mostrato grande fluidità e capacità di giocare insieme in attacco, insomma. Poi chi avrebbe pensato che sei in una gara di playoff fuori casa, segni 48 punti all'intervallo e sei sotto i 17. Con gli avversari che fanno 35 nel primo quarto e 30 punti nel secondo, non è che hanno fatto 40 nel primo, incredibile, davvero prova di forza notevolissima per l'Olimpia, protagonista assoluto Shavon Shields. Shavon, 65 points in the first half for your team, 21 for you. What do you need right now to win the game? Defense. 48 points is too many again. You know, they're a good offensive team, but we got to be better in the second half defensively. Thank you. Sono troppi 48 punti subiti per noi, dobbiamo difendere di più. Si adegua a quanto detto da coach Pianigiani anche Shavon Shields, cioè è vero, abbiamo fatto una grande partita offensiva, però abbiamo concesso quasi 50 punti agli avversari e si può fare senz'altro meglio. Vorrei essere perfezionisti, come non dar ragione a Shavon Shields, che ha giocato un primo tempo letteralmente fantastico, 21 con 8 su 11 dal campo, 4 su 4 nelle triple, 4 falli subiti. Tutto questo in una serata iniziata e aperta da Nicolò Melli, che ha segnato 16 punti senza errori dal campo, 8 su 8. Dall'altra parte Baldwin e Hub continuano a martellare per Trento, che però è sotto i 17 all'intervallo. E allora ci fermiamo
e tra una decina di minuti circa siamo di nuovo qui all'Unipol Forum di Assago per il secondo tempo di gara 2 tra Milano e Trento.
17, 65-48, questo è il verdetto della prima metà di gara 2 qui all'Unipol Forum di Assago, dove Gigi Datome è naturalmente in parterre in questo momento e dove l'Olimpia ha voluto, diciamo, mettere le cose in chiaro dopo la sconfitta in gara 1, un'aggressività importante nella squadra di Ettore Messina, che ha prodotto 35 punti nel primo quarto, guidato da un Nicolò Melli infallibile, 8 su 8 dal campo, 16 punti per la gioia anche di Giorgio Armani, anche lui in prima fila qui al Forum. E nel secondo tempo in particolare si è scatenato Shavon Shields, che dopo i 27 di gara 1 è già a 21 in 15 minuti sul parquet oggi, con 4 su 7 da 2, 4 su 4 da 3. Milano sta tirando il 72% dal campo, 6 su 8 da 3 punti. Trento bene da 2, 68%, 13 su 19, 5 su 14 dall'arco. Una partita difficile, si sapeva, per la Dolomite Energia, che prova a metterci lo stesso spirito di gara 1. Sì, perché come dicevamo, a prescindere da come andrà, è un secondo tempo che darà spunti e darà situazioni su cui fare gli aggiustamenti che si fanno, no? Dentro una serie, anche il livello di fiducia dei singoli, della squadra, ogni possesso dentro la serie playoff conta. Credo che ci siano stati, proprio per la particolarità anche di questi primi 20 minuti, degli spunti per i due staff tecnici all'intervallo, perché sicuramente Ettore Messina, su quello che aveva detto anche in una partita ai limiti della perfezione, anzi direi perfetta in attacco da tutti i punti di vista della sua squadra, per quello che aveva detto e per la voglia che i suoi giocatori hanno mostrato di avere, però quel quasi 70% da 2 dell'andare al ferro che voleva evitare, no? Detto nel prepartita da parte di Trento, è sicuramente un ulteriore stimolo, un'ulteriore sottolineatura che avrà dato alla sua squadra per avere il giusto approccio anche in questi 20 minuti. E per Trento, d'accordo, una Milano illegale, d'accordo i vari mismatch, ma i 65 punti, come dire, in attacco stiamo dimostrando che comunque qualcosa continuiamo sempre a produrre, adesso mettiamo qualche corpo in più per non far battere tutti i record di punti a Milano. In effetti 65-48, davvero un numero importantissimo quello messo sul tabellone del Forum dall'Olimpia, che però ha ancora tutto il secondo tempo da giocare. Ora manda al lavoro Nicolò Mirotic, doppio fischio degli arbitri, la decisione è univoca, fallo in attacco di Mirotic. Sì, si è trovato quasi inaspettatamente in una situazione di vantaggio, che è andato con pigrizia ad usare anche, ecco, ce la fanno rivedere, il classico hooking, il braccio esterno, e quindi è una chiamata chiara. Con Alviti che esce indenne dal primo duello, Mooney attacca e scarica, questo è un tiro importantissimo e Toto Forrai lo manda a bersaglio per il meno 14. È quello che dicevamo, mentalità, possesso dopo possesso, questo è quello che chiederà Galbiati ai suoi giocatori, e il capitano subito fa vedere che recepisce il messaggio. Baldwin con 2 falli contro Shields, blitza Forrai, la palla esce, Mirotic trova Napier che va in fondo e poi l'extra pass per Melli, con pazienza, una grande azione dell'Olimpia. Sì, Trento aveva anche fatto le cose giuste, adesso blitzando, ruotando, però poi Milano è stata ancora più brava a cambiare il lato, ad avere pazienza, a trovare 2 punti facilissimi. Baldwin adesso attacca Tonut, ancora si protegge, ha una forza fisica nella parte superiore del corpo per difendersi dai contatti insospettabili. Gran giocatore, l'abbiamo visto anche fare un canestro decisivo in gara 1 contro Melli, che saltava contro di lui, che aveva tenuto, adesso non solo contro Tonut ma anche Shields che era andato in aiuto, per cui controllo del corpo. E di qua, a proposito di controllo del corpo, del perno, di qualsiasi cosa serve su un campo da pallacanestro. L'immarcabilità, almeno quest'oggi di sicuro, 23 i punti di Shavon Shields, non siamo neanche a 17 minuti sul parquet. Qui attacca Mooney, fa uscire la palla, c'è pressione fallosa di Mirotic che si accusa del fallo. Sì, ma Mirotic deve giocare al limite del fallo, deve farlo, perché è una richiesta chiara oggi da parte di tutta la squadra, in cui ogni singolo deve essere prima di tutto collegato dal punto di vista difensivo, visto anche che in attacco segnano tutti. Sì. Secondo fallo per l'ex stella del Barcellona, Mooney
trovato Baldwin, mano sinistra, palleggio, arresto e tiro da 3 corto, il rimbalzo di Napier che dà un'occhiata in avanti ma decide di giocare in sicurezza, e poi invece è una finta, va a trovare Mirotic con una giocata che in America definirebbero smart play, 2 liberi per Mirotic. Vedi, ancora una volta non vanno come prima quando ha speso il fallo in attacco Mirotic in post basso, ma oggi 9 volte su 10 riescono a servire il mismatch dentro l'area, quasi sotto canestro, e quindi non c'è niente da fare. E vediamo i liberi di Mirotic, la concentrazione, la grinta che traspare dal volto di Ettore Messina, naturalmente, cosa che più o meno accade in ogni partita, figuriamoci in una gara 2 del genere. Mirotic che in lunetta è un professore, segna il primo libero e Milano è a 70 con 17,50 da giocare. Scendono i decibel del forum per la seconda esecuzione di Mirotic, che è identica alla prima e vale il più 18. Mooney contro Napier, solita pressione, solite mani rapide di Shabazz Napier, poi Alviti, ancora Mooney, ancora la difesa di Milano. Mirotic gli toglie la tripla in un primo momento cercata da Alviti, ancora Mooney, cambia Melle, Mooney col passaggio per Baldwin, alla fine Alviti, ma la difesa è molto vicina, il tiro è corto, il rimbalzo di Tonut e Mirotic ha già preso posizione, la palla cercata da Tonut, deviazione con il piede di Baldwin. Sì, stavolta Baldwin ha messo almeno la giusta pressione che prima non c'era stata da parte dei suoi compagni su Napier quando aveva servito Mirotic dentro, però abbiamo visto anche un'ottima difesa di Milano in precedenza, e quindi Milano è rientrata ancora con la concentrazione massima nonostante lo scarto dell'intervallo. Ricordo che da una quindicina di minuti circa sono in campo anche Brescia e Pistoia per quanto riguarda la loro gara 2 con il vantaggio della Germania. Beh, non so se è una giornata, una serata di record, però Shields è a 26 con un altro bersaglio. Davvero sì. Giocatore totale in attacco e oggi sembra molto ispirato, e qui Alviti con una palla troppo leggibile rubata da Shields che va a segnare il contropiede, e per quei punti facciamo pure 28 con i pugni chiusi in campo. Ettore Messina, time out Dolomiti Energia. Dai, hanno iniziato di nuovo con ancora, se è possibile, ancora più cattiveria, e si vede proprio nella cattiveria con cui anche Shields sta andando in maniera chirurgica adesso, con prepotenza a segnare in arroganza, tutti i modi, con arroganza positiva naturalmente, ovviamente, perché è un giocatore che ha quasi sempre grazie anche alle sue proprio qualità tecniche, però ha un vantaggio fisico su ogni avversario che viene, diciamo così, che gli viene accoppiato, e quindi la sfrutta in ogni situazione senza pausa. Non c'è mai un momento in cui concede a chi lo difende di potersi rilassare perché lo pulisce. 56 punti per Shields nelle prime 2 gare di playoff, con il dettaglio che questa è ovviamente ancora molto lunga. Attaccante sin dai tempi di Trento, quando giocò e portò Trento ad altissimo livello, te lo ricordi bene, un incubo, soprattutto perché ha questa duttilità e capacità di essere pericoloso in qualsiasi cosa. Può essere pericoloso se glielo mettono fuori da 3 punti come tiratore, può essere pericoloso con la palla in mano, magari non è il super master dei pick and roll, non ancora, però in realtà lo può giocare ed è migliorato anche in quello. Però, come hai detto tu, penetrazione, campo aperto, anche post basso su mismatch, tiri a 3 punti, insomma. Baldwin qui accelera e questa è la scelta migliore per Trento, tripla di Alviti, rimbalza in attacco di Mooney e poi arriva Ab, ancora Napier molto pronto, gli toglie l'idea di tripla immediata, poi Ab attacca, Napier è lì, abbassa il braccio e forse compie il primo errore della sua partita e di cui si arrabbia tantissimo, e anche questo è un segnale che credo piaccia allo staff tecnico milanese. Sì, anche perché è un errore, ma
condizionato dal fatto di dire comunque non ti faccio segnare, ha visto che era lì, questo era oggi, e oggi diciamo il messaggio che è dentro la testa di ognuno dei giocatori di Milano, per cui piuttosto che avere il suo uomo che andava ad appoggiare al tabellone, ti mando in lunetta. A guadagnarti i punti che non è detto riuscirai, perché comunque devi segnarli quei 2 liberi. Hub, nonostante sia un buonissimo tiratore di liberi, difatti il primo lo lascia sul ferro. 7-6-5-3, si tratta di sostanzialmente per Milano continuare così ancora, io credo, 3-4 minuti, e poi se dovesse arrivare con questo scarto ovviamente sul finire di terzo periodo anche Trento ovviamente farà delle valutazioni e dei ragionamenti sul fatto che tra pochi giorni c'è gara 3 ed è un'altra battaglia dove Milano sarà più o meno, Trento se l'aspetta a questo livello, quindi difficilissimo. Melli da 3, ben trovato dallo scarico di Napier. Abbiamo la notizia, dopo 9 canestri arriva il primo errore di Nick Melli. Sì, diciamo che arriva in un momento in cui la partita oggi ha già preso più che una direzione, adesso si gioca, come dicevo, proprio per prendersi ancora le misure in funzione della serie che ancora vede almeno altre 2 partite. E naturalmente i giocatori dell'Olimpia cercano continuamente di perdurare nel messaggio iniziale, il fatto di cui parlava coach Pierigiani fin dall'avvio, l'aggressività, le mani addosso, il fatto di farsi sentire anche in questi minuti in cui la partita probabilmente si è spaccata, è proprio un investimento sulle prossime 2 per togliere un po' di fiducia anche a una squadra che resta pericolosa come Trento. Baldwin qui deverà inventare, è un tiro impossibile in teoria, ma non per Kamal Baldwin che brucia Melli. L'abbiamo detto, gran giocatore, e poi che Milano non molli la presa, io credo che non ci siano dubbi stasera, sia per appunto dopo gara 1 come avevamo detto, sia perché comunque Milano ha giocatori che vogliono guadagnarsi minuti, credibilità, posto che hanno freschezza, basta vedere la panchina, per cui se anche volesse allungare un po' le rotazioni, cioè adesso entra Flaccadori, stai sicuro che condensa nei minuti che avrà a disposizione tutta l'energia possibile e il desiderio possibile. Gli applausi del forum scroscianti per Napier e per Shavon Shields, che adesso va in panchina, non so se lo rivedremo, può darsi che lo rivedremo nel quarto periodo in ogni caso, perché ripeto si gioca con pause veramente minime a livello di tempo, e quindi continuare a tenerli caldi può aiutare. Poi uno come Shields che non sta mai sbagliando dall'inizio di questa serie, ora se la tiene Baldwin accoppiato con Merotic, lo scarico al Viti, ancora rotazione, ancora Tonut, impossibile anche questa per Hub, con la mano di Tonut in faccia, rimbalzo di Melli, Flaccadori a 5 minuti dalla fine del terzo quarto. 7-6, 5-6, Flaccadori e Melli combinano, poi Merotic che avrebbe voglia di mettersi in partita, bel lavoro di Alviti che gli fa saltare la palla. Hub prova a correre, deve attaccare Melli, torna indietro con un gran movimento e si mette in ritmo per la tripla del meno 17. Ogni canestro che fa Trento è un gran canestro, deve fare un gran canestro, una prodezza, niente da dire, bravi, perché stanno continuando Trento come deve essere. Come nel primo tempo, palleggia resto e tiro di Flaccadori, poi Melli è lì a contendere il pallone che viene toccato da Alviti per ultimo. Fotman e Heinz rilevano i 2 lunghi milanesi, proprio Melli e Mirotic, e torna Quinellis per Paolo Galbiati che toglie Mune. Melli anche prima sapeva, c'era già i suoi compagni del cubo del cambio, ma prima del riposo l'ultimo sforzo per garantire un altro extra possesso. Gioca backdoor Flaccadori, Ellis reagisce, Heinz è costretto ad andare a prendersi la palla. Flaccadori, uno dei tanti ex di giornata, alla fine il tiro è corto, il rimbalzo di Baldwin, corre Trento, Messina poco soddisfatto dell'ultima esecuzione, alla fine Hub rimane con Fotman, va da Baldwin contro Tonut nel duello che ha deciso gara 1, poi bello lo slip, arriva di corsa Hub e come al solito Trento tira fuori qualcosa, un'altra tripla, 6-0 rapido, time out per l'Olimpia. Sì, perché poi quello che dicevamo, no? Messina vuole la continuità di rendimento da parte della sua squadra anche quando iniziano rotazioni, adesso non c'è Shields,
ma non c'è Melli, che sono stati, diciamo la verità, i due giocatori nettamente migliori oggi, e quindi la squadra deve continuare a produrre. Se appena escono loro, perché sono a più 20, prendi un 6-0, anche 9 fai, anche 9, ecco, fai vedere che subito lo staff tecnico è bello lì presente, che ricorda come non si può calare di tensione dentro una serie playoff. E Trento, devo dire, dimostra, è strano parlare di questo, una squadra che è sempre stata sotto, oggi diciamo dopo i primi 6-7 minuti in vantaggio in doppia cifra e in svantaggio in doppia cifra, ma continua a dimostrare qualità e atteggiamento, coesione, desiderio, vuole stare dentro la partita, per cui ti dà un segnale che se molli un attimo questi fanno 9-0. Davvero. Tra l'altro dopo il time out di Paolo Galbiati 9-0, 76-53 e ora 76-62, che sono sempre 14 punti di margine, però naturalmente a 14 minuti dalla fine per la regola Peterson siamo al limite. Per chi non la sapesse, la regola del grande Dan Peterson naturalmente dice che quando sei sotto di più punti di quanti minuti mancano sei nei guai. Hall palleggia, arresto e tiro, bene in uscita dal time out anche Milano. Solo non per correggerti, ma per diciamo, perfezionare la regola, devo dire che coach Peterson la creò quando non c'era ancora tiro a 3 punti. Certo, esattamente così. Tanto Kyle Hines va in campo aperto, ringrazia tutti, compreso Stefano Tonut, protagonista dell'azione difensiva. Adesso avrà il libero per rimettere Milano a più 19 e rispondere con un contro parziale di 5-0. Qui Hub cerca di spostarsi all'ultimo, ma Hines trova il contatto. Sì, devo dire entrambe le squadre che rispondono benissimo ai time out, prima quello di Galbiati, poi quello di Ettore Messina, e qui un extra possesso invece la primo grande come dire, momento di defiance di Trento. E poi Kyle Hines, 4 punti a fila, anche a rimbalzo in attacco si fa sentire per il nuovo più 20. Baldwin aspetta l'uscita di Alviti, 3 minuti da giocare, Baldwin finta di fermarsi, poi da una palla impossibile Cook finisce contro Voigtman e Hines. Tanta palla, ma anche il braccio per gli arbitri, 2 liberi. Sì, un gran passaggio di Baldwin, perché a differenza della gara 1, quando queste situazioni era molto 2 contro 2, oggi su questo passaggio infatti il centro di Trento ha avuto molti meno palloni da convertire dentro l'area, perché ci sono molte più braccia e mani pronti a toccare, intercettare, sporcare, chiudere visuali. Cook segna il primo libero, mi viene da dire che forse questa è la prima ricezione, forse dalla prima azione che ha giocato al suo ingresso in campo nel secondo quarto. Non la specialità ai liberi, quel secondo lo vedete, Voigtman con eleganza beffa Holmes e apre il contropiede, Flaccadori un movimento falso della caviglia sulla pressione di Ellis, poi arriva Hall, c'è Hub, Trento prova a alzare ancora la pressione, Hall gira l'angolo, va di mano sinistra, attacca Cook che gli rende le cose difficili, che è il problema che Hines adesso è veramente caldo, ribaltamento e tripla di Stefano Tonut. E alcuni extra possessi consecutivi di Milano che hanno riallargato immediatamente la forbice. Devo dire che c'è stato proprio un momento di vittoria fisica di Milano nel guadagnarsi questi extra possessi, e poi Kyle Hines che può avere tutti gli anni che vuole, ma quando sa che arrivano i playoff dal punto di vista mentale si fa trovare sempre in campo dove deve essere, e spesso allora capita che il pallone gli finisca nelle mani. Oltretutto naturalmente da qualche stagione gioca minuti di qualità, quindi non è più chiamato a stare in campo, non so, 25, magari anche 30 minuti alle volte, ma in ogni caso in quei 12-13 minuti anche a quell'età un giocatore, tra l'altro un superman fisicamente come Hines, perché poi ogni tanto ci si dimentica che sì, è vero che ha 38 anni, ma a 20 questo non era una persona normale, era
era un marziano fisicamente, quindi a 38 per 10 minuti fa ancora e come la differenza in certi momenti, mentre qui la tripla di Hall sulla sirena dei 24 è corta, parte Baldwin, finta, Hall reagisce bene, gli chiude la penetrazione, lo scarico di Holmes, non c'è spazio neanche stavolta, si arrabbia un po' l'ex tiratore anche di Cremona, Mooney, Fotman è molto lontano e Mooney prende la tripla. Il tedesco si avvicina e combina una mezza frittata, 3 liberi per Mooney. Eh sì, perché Milano aveva fatto un grande sforzo per coprire la transizione di Trento, ha lavorato bene di squadra anche Voigtman a mantenere un anticipo, a tenere la palla sul lato, e poi si è assolutamente distratto solo gli ultimi secondi e ha invaso il cilindro, e questo gli costa questi 3 tiri liberi. Torna Shavon Shields al posto di Tonut e 3 liberi per Mooney per ritornare sotto i 20 punti di scarto per Trento, anche se il primo è sbagliato da parte di un giocatore che solitamente ai liberi non ci va tanto, ma è molto simile al rendimento di una macchina. 14 su 16, vi ricordavo un dato di questo genere, e ovviamente 0-2. Ma adesso anche un po' di illegittima stanchezza su questi giocatori di Trento che stanno giocando al massimo dello sforzo, ancora una volta fuori casa dopo 48 ore, e questi sono errori che, ecco, un po' di cedimento anche fisico adesso in quest'ultimo, quasi ultimo quarto ce lo aspettiamo, e questo è un segnale anche adesso, come avevamo preso il contropiede, poi in qualche modo l'hanno rimediata, però insomma, ecco, adesso il riposo di Baldwin, vediamo se Trento riesce comunque a creare qualcosa. Mooney gioca backdoor, Ellis alla fine dovrà inventare Prentice Hub contro Flaccadori, finta, rientra, attacca, arresto difficile anche questo, Fotman prende il rimbalzo nonostante la pressione di Cook. Dall'altra parte Shields subito verso il centro dell'area, Ellis arriva anche un po' scomposto, rischia con uno spintone. Sì, anche un po' scomposto, perché quasi un po' di frustrazione e stanchezza, perché Shields è veramente illegale e immarcabile. Questo è il replay della stoppata di un attimo fa, molto sospetta, andrebbe rivisto con un altro angolo, ma secondo me la palla... Sì, era un po' sospetta anche live, devo dire. Sì, perché Flaccadori rilascia la palla praticamente dentro al ferro, la palla è chiaramente in parabola discendente. Detto questo, tutto molto rapido, magari sfuggito. Qui invece andiamo a rivedere, perché Ettore Messina ha chiesto se il fallo fosse antisportivo, gli arbitri hanno detto no, e allora challenge, e quindi li manda a rivedere, ma gli arbitri confermano la chiamata, il fallo resta normale. E gli arbitri poi vanno a richiamare e a interrompere il time out improvvisato che naturalmente Messina ha messo in piedi approfittando del consulto con l'Instant Replay System. 21 punti di vantaggio, 1 minuto da giocare nel terzo quarto. Si alza Heinz per ricevere la rimessa, poi Flaccadori, Fotman sigillato Holmes, bella palla di Shields che trova Kyle Heinz che sta diventando protagonista. Sì, oggi veramente bravi tutti da parte di Milano, e quando sono tutti così connessi, così insieme, così, veramente una squadra pazzesca, una squadra che ancora, proprio perché durante la stagione hanno cambiato 1000 volte assetti per infortuni, per situazioni, per cambio del playmaker, insomma tutto quello che sappiamo, ancora margini ulteriori di crescita in questi playoff. Mi è cascato l'occhio che siamo a 40, questo errore toglie il 40 di valutazione a Shavon Shields, che ha anche messo lì 5 falli subiti e 5 assist in una partita da 3 rimbalzi e 11 su 15 dal campo. Dato poco in lunetta, 1 su 1, non sono riusciti proprio mai a prenderlo. Non sono riusciti mai a prenderlo, hai detto bene. E adesso quello che dicevamo, anche la capacità realizzativa di Trento è andata un po' a scemare in questo secondo tempo, la stanchezza comincia adesso a farsi vedere, e quindi qui deve forzare sulla sirena inevitabilmente Shavon Shields e sbaglia una tripla
la prima della sua, anzi la seconda della sua gara, incredibile fino a questo momento. Sono 28 i punti per lui, 18 quelli di Melli, per una Milano che ha 87 dopo 30 minuti di pallacanestro, 23 di vantaggio sulla Dolomiti Energia, che ci proverà anche nel quarto, ma questa gara 2 sembra nelle mani di Milano. (87-64) il responso dei primi tre quarti di gioco in questa gara 2 dei playoff nella LBA Unipol 6, e Milano adesso deve condurre in porto questo risultato importante, pareggiando così la serie, e poi con le due partite in arrivo alla Il T Quotidiano Arena di Trento per questa situazione sorprendente dopo la vittoria dell'Aquila in gara 1, ma oggi il messaggio è forte e chiaro da parte dell'Olimpia, che sta giocando una partita davvero importante dal punto di vista della volontà. Lo dicevamo nel pre-gara, avevamo detto è quello che si aspettano tutti sostanzialmente, poi un conto è dirlo e un conto è farlo con questa efficacia. E a coach Pianigiani chiedo anche un dettaglio sulla parte tecnica. Gli oltre 30 liberi tirati da Milano nel primo quarto, molti hanno polemizzato anche in modo gratuito secondo me. Oggi Trento, te la pongo, magari dici che non è vero, 7 su 8 ai liberi Milano, cioè Trento oggi non è riuscita secondo me anche a fare quello che nella prima gara era riuscita a fare, cioè spezzare il ritmo, togliere fluidità, perché mandare tanto in lunetta è vero, ti esponi perché poi fanno 27 su 31, però non trovano tutto quello che abbiamo visto, che oggi per Trento sta risultando assolutamente indigesto. Assolutamente, cioè questo è una chiave, perché Trento deve sempre, l'ho detto anche durante gara 1, deve sempre giocare al limite del fallo, al limite nel mettere il corpo, perché questo deve togliere fluidità. Milano deve far capire che questo vantaggio, che è reale, fisico, di gap, di taglia, di profondità di roster, però poi in campo non lo accetta Trento, e questo va anche attraverso il campo, perché poi puoi segnare anche i tiri liberi, ma è sempre una roba, senti un corpo addosso, è un modo di giocare diverso, e entri nella serie con una ruvidità diversa. Questa è una cosa che Trento deve assolutamente fare per continuare ad andare avanti anche nelle prossime partite. Milano ha mostrato oggi sì la ferocia, come dicevi te, che tutti si aspettavano, ma anche tanta qualità. Oggi ha giocato anche veramente tanto bene, oltre alla ferocia, alla cattiveria e alla presenza mentale. Sì, che poi spesso è la cosa, come dire, la chiave di tutto il discorso, perché io credo nessuno, mentre Shields va in panchina. Sì, sta parlando con lo staff medico, credo che non lo vedremo rientrare, niente di che, ma sicuramente con partite ogni 48 ore e con il punteggio che è così, credo che abbia finito di incrementare i record diciamo, per la partita di oggi. Sì, anche perché tanto la media punti è salva, 27,5 in 2 gare, cioè 56 siamo per quanto riguarda, anzi 55 per quanto riguarda Shavon Shields, mentre Trento continua a martellare la nona tripla
a bersaglio su 24 tentativi, non sono andate neanche male le percentuali, tutto sommato il 37%. Il problema è stata proprio la difficoltà nell'arrestare l'attacco dell'Olimpia, che continua a macinare con Napier e Melli, che alla fine prende un buon tiro dalla media. Si è un po' raffreddato ovviamente dopo l'inizio incandescente Nick Melli, che qui affronta Mooney, ferma la palla alla grande, poi arriva un fischio per il fallo che è contro di lui. Sì, è chiaro che Nick dà il meglio di sé ogni volta che c'è veramente, non voglio dire punto a punto, ma che il canestro è decisivo. Quindi se anche un minimo, dopo che ha preso tutto fin dalla palla 2, diciamo l'onere la bandiera della sua squadra e l'ha portata subito dove doveva essere oggi, poi continua a fare il suo, ma può sbagliare anche un tiro, insomma se lo può permettere. Di qua, come abbiamo visto in questo aiuto, lì non sbaglia proprio mai. No, non sbaglia mai. Non sbaglia mai. Qui si accorge che Mooney ha staccato gli occhi dal suo uomo, l'uomo di Melli, intendo, che è il tiratore nell'angolo, e allora fa una cosa che è sempre molto pericolosa un po' per i giocatori, cioè l'aiuto nell'angolo lato forte ti espone al fatto che se la palla schizza fuori e prendi la tripla, poi si gira verso, dico te, in caso ti sarà successo 1000 volte, ti dicono non volevo. Sì, sai, ma allora questa hai detto bene tu, è della regola, poi ci sono quei giocatori ai quali quello è concesso perché hanno un'idea del timing, dei tempi, esattamente come hai sottolineato tu, cioè la capacità di vedere gli occhi, la postura, come è semigirato il corpo del passatore, che gli fanno fare quel passo per cui in quel momento puoi anche dimenticarti il tuo perché sai che la palla non gli arriva, ma anzi il tuo aiuto diventa decisivo. Tanto Prentice Hub, che come vedete ha mani dolcissime, e tra l'altro aggiungo, l'ho visto tante volte, mi sembra che quando si porta la palla sulla sua mancina sotto le gambe trova un ritmo clamoroso. Sì, trova separazione, trova il ritmo che gli è più congeniale. Poi adesso vediamo comunque spunti e giocate, perché è sempre anche un challenge anche nei giocatori, gli americani che sanno che questi duelli di 1 contro 1 ci saranno ancora almeno per altre 2 partite, quindi non cedono, continuano a sfidarsi e quindi buon per noi, perché continuiamo a vedere grandi giocate e bella pallacanestro. Che non fosse in doppia cifra Nicolò Mirotic in una partita da oltre 100 sicuri di Milano era veramente impossibile. Siamo a 10 per l'ex giocatore del Barcellona. Si alza a Hub, stavolta è andato direttamente a sinistra, resto e tiro e tripla. Ti faccio anche l'esempio e ti personifico, perché me l'hai descritto quel giocatore che non ha la regola, no? Su cui si può derogare. Io so che tu ne avevi uno che sicuramente non aveva la regola, parlo di David Moss per esempio, no? A me hanno detto a un corso allenatori che la difesa manina di Moss era addirittura stata, cioè era una roba che era una regola, cioè. Ma sì, ma ti dirò di più, che l'altro è il professore di questo che non aveva, che diciamo ampliava le regole, sì. Era Sean Stoner. Ah beh, ok, sì, no, io parlavo proprio dello specifico, sì, mi ricordo che lui dall'angolo arriva e pinzava, sì. Però a proposito di misteri della difesa, no, giocatori che poi ti stimolano ad andare con le regole, a forgiare delle regole anche in funzione di quello che sono in grado di elevare e di alzare. Tanto Pippo Ricci in campo accoppiato proprio con Prentice Hub. Baldwin ne ha ancora per attaccare Napier e arriva il fischio. Questi duelli per Kamar Baldwin, ma per lo stesso Prentice Hub, che giocano contro colleghi diciamo di questo livello. Naturalmente è quello che intendevi prima, cioè c'è sempre la scintilla che è lì e la voglia di prevalere, anche fosse solo in un singolo possesso. Ellis parte, velo di Flaccadori, poi la palla per Omes, di nuovo nelle mani dell'inglese che parte, arriva Mirotic, poi in difficoltà Ellis, che poi va con un arresto e tiro molto corto, e questa è proprio la fotografia plastica di quanto abbiamo visto in queste prime 2 partite. Se l'attacco di Trento non riesce a muovere la palla, si trova poi alla fine questo muro e alla fine c'è questo palleggio arresto e tiro. No, e poi interessante questo, perché adesso Milano gioca di fatto con 3 lunghi
e quindi ha ancora più taglia per coprire che Mirotic, Melli, Ricci, e poi in attacco sono però tre lunghi che non sai mai chi può rollare, chi può aprirsi, chi può tirare da tre, per cui diventa un rebus per la difesa, perché un mismatch è sempre ancora di più, perché sono in tre addirittura i lunghi, e quindi devi collassare dentro e c'è sempre anche uno che si prende un tiro aperto, per cui vedi come anche questi minuti danno spunti da una parte e dall'altra per tante armi che potranno anche, viste magari poco, non ancora viste, ma che potranno ancora uscire fuori nelle prossime gare. Qui Baldwin prende un colpo da Melli che difende per davvero, allora attacca di nuovo e trova Biliga che morbido col semigancio riporta Trento a meno 18, 98-80, 4,5 da giocare. E in effetti interessante questo aspetto delle due squadre che possono provare qualcosa, o magari qualche appunto assetto, come in questo caso il quintettone dell'Olimpia. Parte Flaccadori, arresto e scarico, Ricci dentro da Melli e poi va a bloccare per Mirotic che arriva alla guardia e poi sotto le gambe. Che giocata di Mirotic, la cui tripla gira sul ferro. Non è 2-10. Ma infatti avevamo detto i tre lunghi, ma qui sembrava un'altra guardia. No, ma incredibile, ha fatto ricezione destro-sinistro, finta di tiro, è partito da destra, sotto le gambe, a sinistra, arresto e tiro contro un giocatore più piccolo di lui. Una tecnica assoluta. Sì, non dovrei sorprendermi, nel senso, stiamo parlando di un fuoriclasse, però vederlo così in una partita così, poi, no? Sì. Però belle cose, vorrei sottolineare anche quel passaggio in mezzo a tre di Baldwin che era con una taglia diciamo dove secondo me non vedeva nulla. E è riuscito a servire Biliga sotto canestro in un fazzoletto. 7 assist di Kamar Baldwin, e il dato degli assist ci dice, al netto del fatto di quello che stiamo raccontando, che stanno giocando bene le due squadre. 21 gli assist di Trento, 26 addirittura, 25 quelli dell'Olimpia, che è arrivata alla 10ª palla persa adesso contro le 11 degli avversari. Ricci, linea di fondo contro Forrai, un po' troppo linea di fondo, piede che evidentemente calpesta sotto gli occhi dell'arbitro. Sì, adesso con tre, diciamo, con anche Heinz, con Mirotic, con Ricci, è chiaro che questi tre giocatori hanno meno licenza di palleggiare, devono giocare più di tagli e più di spaziature, e di là è interessante come Trento invece, che soffre ovviamente questa taglia, però deve riuscire a prenderli in velocità come ha fatto adesso con un bel ricciolo di Albiti. Hub, Forrai, gli viene consegnato di fatto Napier, Forrai che prova a indirizzarlo, ci mette una mano Biliga, deviazione, rimessa Milano, 9 secondi, torna Devon Hall che va a rimpiazzare proprio Nicolò Mirotic, che esce tra gli applausi dei suoi tifosi. Esce anche Napier col ritorno di Flaccadori. Adesso sì, diciamo così, quintetto in panchina a parte Stefano Tonut, e ci avviamo verso la coda della gara con il punteggio da stabilire come ultimo obiettivo, mentre invece il risultato e la serie è dunque riequilibrata. Raro errore di Kyle Heinz, a cui viene tolta un po' la sedia, violazione di pass. Bella giocata di Biliga che probabilmente negli anni passati ha imparato da lui, esattamente. Sì. Baldwin ancora con gli occhi a cercare Hub, buon anticipo di Tonut. Baldwin allora chiama Biliga a sé per il pick and roll e si prende una tripla. Heinz arriva con un leggero ritardo e bersaglio pesante che vale il meno 13, una furia Ettore Messina, che veramente non vuole cali di tensione neanche in questo finale. Ma vediamo Galbiati sulla linea laterale che difende anche lui, cioè a partita in ghiaccio per Milano, però per far capire quanto la mentalità in questo tipo di situazione è importante e come coach Galbiati si arrabbia adesso per questo rimbalzo offensivo concesso, proprio perché stanno giocando veramente ogni possesso come deve essere nello spirito dei playoff, nello spirito del gioco, nello spirito di una serie che Trento assolutamente, e ha ragione, perché andranno sull'1-1 oggi, si vuole giocare fino in fondo e che considera giustamente aperta. Testa di serie numero 7 che sfida la testa di serie numero 2 e che adesso avrà le due gare casalinghe per provare, direi,
come obiettivo sicuramente a vincerne almeno una e forzare una gara 5, che sarebbe già un risultato direi notevole, mentre qui non prende il ferro al viti, ma Forrai ancora diabolico ad anticipare Flaccadori e poi rischia anche di recuperare il pallone, anche se il fallo arriva ed è contro di lui. Sì, 10. Sì, ma lui, stai sicuro che se lo fanno giocare anche altri 10 minuti in più sta lì e non molla. Un'occhiata al tabellone, 129 secondi, Baldwin resta in campo, altra gran partita da 17, esattamente lo stesso fatturato della gara 1, con 7 su 10 dal campo, 4 rimbalzi, 7 assist e il dato più clamoroso, coach, 0 palle perse di Baldwin. Sì. E anche adesso ha continuato, nonostante le energie spese, a fare blitz, a raddoppiare. Guarda che anche adesso va a blitzare, sì. Fanno una run and jump a tutto campo, bravi. E 23-13 per la Dolomite Energia. L'aggressività ancora una volta, che ti dicevo di Toto Forrai, che può essere anche sotto di 20 a 2 minuti dalla fine, ma gioca ogni possesso come fosse quello per vincere un trofeo, e quindi 2 recuperi in fila per Trento. Trento che ha anche una potenziale palla del -10, che vuol dire, per come è andata la partita, che non ha mollato mai, è vicina ai 90 punti segnati contro una Milano che è stata allacciatissima dall'inizio. E ancora Baldwin ad attaccare, ancora un incubo per la difesa dell'Olimpia. Il fallo arriva, è il quinto di squadra e dunque liberi per Baldwin. Intanto può fare -11. Sì. 22 di Prentice Hub con 5 su 12 da 3 e a un certo punto era 2 su 9, quindi 3 bersagli consecutivi. Alla fine 39 punti della coppia Hub e Baldwin, 10 di Mooney con 3 su 4 dall'arco. Se vogliamo proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, forse un paio di contributor un po' più sostanziosi sono mancati per quanto riguarda Trento, però stiamo parlando, ripeto, all'interno di una gara dove c'è stata la tempesta perfetta scatenata dall'Olimpia, che Trento comunque è riuscita ad ammortizzare, direi. Sì, -11. Assolutamente. Ricci, cantano comunque i tifosi del Forum, perché la grande paura è passata, almeno per quanto riguarda questa gara 2, e Heinz va fino in fondo a mettere la firma finale. 102-89, Baldwin se la tiene, attacca Heinz ancora, altra tripla. Khamar Baldwin è in missione per davvero, e adesso sono -10 davvero, e Trento vuol chiudere sotto la doppia cifra di svantaggio, e guarda con che giocatori che sono stremati ma che continuano a difendere al limite e a provare a fare un ulteriore recupero. Grande segno di mentalità da parte di Trento contro una grande Milano, che ha dimostrato veramente, anche con l'ultimo canestro di Heinz, di avere tutti i giocatori oggi veramente prontissimi, e Trento che ne ha segnati 92 fino adesso, fuori casa ancora, che continua a giocare con il fuoco negli occhi, per cui abbiamo visto anche oggi una bella serata di pallacanestro con 2 squadre che se la stanno giocando alla grande, senza un attimo in cui si risparmiano. E continueranno a farlo anche durante il weekend, come vi dicevo, venerdì e domenica, gara 3 e gara 4 da Trento. 28 punti della squadra di Galbiati nel quarto, 87-64 nel finale del terzo periodo. La partita era fondamentalmente finita, non è che si sia riaperta, ma la forza mentale del stare lì e dici non perdo di 30, addirittura gioco per andare sotto 10. Guarda che giocata Forrai, incredibile, sì. È antisportivo di Ricci, commovente Forrai, cioè Trento tira potenzialmente per il -5 la prossima azione, clamoroso. Guarda che hai visto, quando il terzo quarto Trento ha segnato meno, ho detto adesso è fisiologico, la stanchezza si leggeva anche nel linguaggio del corpo
di alcuni giocatori, legittima, giustificata, reale, e poi vedi non tanto il recupero, perché dovuto magari, no, dici che Milano può alzare un po' le mani dal manubrio, no, in realtà questi hanno fatto giocate anche adesso veramente importanti, veramente di sacrificio. Alviti lascia il primo libero sul ferro, ne ha un altro e lo manda a bersaglio. -9, possesso Dolomiti Energia, 3 possessi pieni. Ovviamente è un'impresa impossibile, però per quel discorso dell'obiettivo e perdere sotto 10 punti di scarto invece diventa un'impresa fattibilissima. Hub si muove, Baldwin ha appena segnato 2 volte dall'arco e anche piuttosto forzate. Eccone un'altra lunga, Tonut raccoglie la palla, Forrai resta lì a cercargliela ancora, alla fine spende un fallo. Adesso forse sì, la resistenza della Dolomiti Energia si esaurisce. Il cambio in arrivo di Ellis che richiama Forrai per 5 falli, veramente da capitano fino in fondo Toto Forrai. Davvero, davvero. Oggi nella prestazione importante delle due squadre, devo dire, i due capitani veramente da sottolineare come esempio per i giocatori più giovani che guardano a casa. E tra l'altro con 2 partite completamente diverse. Ovviamente è facile dire di Melli che è partito facendo 6 canestri in fila e alla fine chiuderà con 18, 6 rimbalzi, un assist, un recupero e 2 falli subiti. Forrai non ha cifre clamorose, se uno guarda il tabellino senza aver visto la partita pensa abbia giocato una partita normale, 16 minuti, in realtà ha fatto almeno 5-6 cose che non vanno nello scout, che poi alla fine possono essere importantissime, e i compagni hanno raccolto come al solito. Abba ancora, -11 da 3 punti, è lunga la tripla, il rimbalzo di Hall che valuta il lancio lungo, si alzano in piedi tutti perché non è partito il cronometro dei 24 e allora il finale dal forum è 104-93, vince Lea a 7 questa gara 2, ma Trento non solo ha venduto cara la pelle, anche oggi è riuscita a finire la partita a testa alta. Ci aspettiamo tantissimo anche la gara 3 e gara 4. Sì, una Milano eccellente stasera, grande partita di Milano, va detta, perché è una partita di playoff in cui non ha mai rischiato dal primo minuto, non ha mai messo il risultato in discussione, l'ha fatta con una prestazione corale, in attacco a livelli stellari, in difesa comunque con grande applicazione di tutti a togliere molte opzioni con cui Trento aveva fatto male i giochi a 2, no? In gara 1, ma una Trento che è stata comunque presente, che ha mostrato ancora una volta spirito, qualità nei suoi giocatori migliori, un capitano che è leader anche proprio dal punto di vista del non mollare mai, per cui una gran bella partita anche oggi. Milano, ripeto, se gioca così, cliente non difficile ma difficilissimo per tutti, non solo per Trento, ma una Trento che è arrivata ai playoff al momento migliore. E allora andiamo a sentire uno dei grandi protagonisti, Devon Hall. Devon, a great game for you and your team. Maybe the best way to react after game 1. Yeah, it's important for us to come out strong. Avete giocato benissimo, il miglior modo di reagire alla gara 1. 5 minutes in the fourth, we want to be better, but dovevamo fare meglio. Il finale non ci è piaciuto, gli ultimi 5 minuti non ci hanno soddisfatto perché sono rientrati e non sarebbe dovuto accadere. Abbiamo anche pronto Stefano Tonut e allora andiamo a sentirlo. Sicuramente per reagire dopo gara 1, avete avuto una grande produzione offensiva, forse sarebbe stato meglio non portarsi dietro Trento fino alla fine, forse è l'unico vero punto da fare a questo match. Sì, hai ragione, però sono i playoff, loro sono molto bravi, sono forti, giocano di energia, aggressività, non mollano di un centimetro come si è visto oggi, come si è visto in gara 1, ma si è visto in tutto il campionato che hanno fatto. Sono bravi a correre tanto il campo, a tirare in transizione, hanno dei giocatori molto buoni di isolamento, stanno tirando molto bene e noi oggi abbiamo fatto il nostro e siamo contenti sicuramente per la vittoria, adesso dobbiamo andare a vincere là. Esatto, cosa serve, cosa servirà a Trento, cosa dovete migliorare per portarvi a casa la serie il prima possibile? Basta una parola, la solidità per 40 minuti.
dobbiamo essere solidi. Queste due partite non l'abbiamo dimostrato per 40 minuti e si è visto perché quando non giochiamo insieme di energia partendo dalla difesa comunque prendiamo dei break. Anche oggi comunque hanno fatto 93 punti, sono tanti, soprattutto in casa nostra, quindi sicuramente dovremmo limitarli, limitare il loro attacco, la loro transizione e noi giocare una partita solida, come ho detto. Grazie, complimenti per la vittoria. Ciao. Stefano Tonut con Carlo Ferrario a bordo campo, ovviamente non serve la traduzione, parole però importanti di Tonut, che è riuscito a dire come lo stesso Devon Hall nella parte finale a mostrare insoddisfazione. Credo che Ettore Messina, se dovesse mai sentire, non credo le sentirà, però queste flash, queste parole gli farebbero particolarmente piacere, perché quei 93 punti che ha citato Tonut in effetti sono tanti. Sì, perché la squadra ha recepito il messaggio di Ettore Messina, del suo staff tecnico, quello che non possono esserci pause, momenti di relax, un giocatore che non è connesso, perché Trento ti fa pagare questo, e soprattutto che in questi playoff Trento, ecco, quel tarlo che lascia dopo le due partite del forum è questo, dire noi voi se siete a questo livello non ce n'è per nessuno, ma noi, se mollate un attimo, siamo in grado di segnare tanto in poco tempo, e quindi questo tarlo adesso i giocatori di Milano ce l'hanno, perché sanno che Trento questi parziali li può fare e ci crede. 29 punti nel quarto periodo, direi il miglior memorandum per quanto riguarda l'Olimpia, attesa a due partite adesso alla LT Quotidiano Arena per guadagnarsi le semifinali della LBA. Unipol-Sai, vi ricordo che sono in campo Brescia e Pistoia, adesso di cui non vi do il risultato perché magari ve l'andate giustamente a guardare. Domani si riposa, giovedì invece le gare 3 cominciano con Reggio Emilia Reyer e Tortona Virtus, situazione di parità nella serie tra 4 e 5, Reggio e Reyer appunto, e invece 2-0 Virtus nella sfida con Tortona. Qui invece ci vediamo venerdì con gara 3, ci sarà anche Pistoia Brescia naturalmente con la trasferta al Pala Carrara per la squadra di Alessandro Magro. Siamo in fondo, non mi resta che ricordare la grandissima partita di Shavon Shields, che chiude con 37 di valutazione, 28 punti a bersaglio con percentuali straordinarie, praticamente 6 giocatori in doppia cifra per un attacco milanese davvero oggi clamoroso. Ma Trento 70% da 2, 40% da 3, si può fare meglio ai liberi, è stata lì e lascia un messaggio per le prossime due partite all'Olimpia. Io ringrazio e saluto Simone Piangiani. Grazie a te Andrea, un saluto a tutti. Che ritroverete naturalmente in questi fantastici playoff LBA che tornano naturalmente nei prossimi giorni su DAZN. Anche per me Andrea Solalini è tutto dal forum. Ha vinto l'Olimpia, che ha pareggiato la serie contro la Dolomite Energia.